Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento delle 12, puntuali come sempre dal lunedì al sabato per condividere con voi il meraviglioso popolo di Io Compro Siciliano. Come sempre ci piace iniziare nel nostro consueto modo che è un grazie. Un grazie a tutti voi, ad ognuno di voi che ogni giorno condividono le nostre storie, i nostri traguardi, traguardi che diventano poi partenze per quelli che sono grandi progetti. Noi diciamo sempre siamo partiti da delle idee, le idee sono poi diventate concetti, i concetti sono diventati dei progetti e molti di questi si stanno proprio realizzando. Noi diciamo grazie 247.938 volte grazie, grazie sempre. Continuiamo a camminare velocemente e volevo come sempre ringraziare anche i tre ideatori di Io Compro Siciliano, Davide Morici, Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello, perché si continua a lavorare per portare avanti questo lifestyle, questo nuovo stile di vita che è poi espressione di identità, qualità e provenienza. Lo facciamo credendo fortemente in quello che è il territorio, in quelle che sono le eccellenze e sapete, molte cose le stiamo vivendo proprio in questi giorni. Abbiamo visto che anche siamo arrivati fino in America, perché anche in America si è parlato di questo grande fenomeno social, che non è più soltanto un fenomeno social, ma sapete ormai essere anche progetti reali che stiamo presentando proprio in questi giorni. Adesso entrerò anche nello specifico. Oggi tra l'altro arriveremo proprio in America perché avremo un artista di origine siciliana e l'avremo oggi in collegamento con noi da New York. Avremo Laura Campisi, ascolteremo la sua storia e dedicherà al mondo di Io Compro Siciliano anche un momento molto bello legato alla musica tradizionale siciliana. Ancora molti importanti appuntamenti proprio in questi giorni, sapete quelli che sono anche i protocollo di intenti che si stanno firmando tra Io Compro Siciliano e molti importanti enti, molte importanti realtà anche internazionali. Proprio scorsa settimana abbiamo firmato il protocollo con il ente Parco Naturale delle Madonie. E oggi continuiamo a parlare di parchi siciliani naturali ed esattamente del parco dell'Etna, perché avremo un nostro specialissimo ospite che è proprio il neo presidente, il dottor Carlo Caputo, e avremo modo di parlare di territorio e di promozione e poi di quanto importante sia far rete, l'importanza della rete nella promozione della Sicilia e come dicevamo prima anche delle eccellenze. Noi stiamo presentando in questi giorni, sapete ormai è proprio alle porte questo importante evento, aspettiamo con grande trepidazione perché abbiamo ormai pronta questa ufficializzazione del nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano. Questa grande realtà che parla di eccellenze siciliane, la presentazione verrà fatta proprio a giorni e questa sarà proprio il mettere in campo quella che è questo grande concetto legato all'appartenenza e a questo nuovo lifestyle. Ancora si parla di un portale del turismo che è il seahost.it, sempre a marchio Io Compro Siciliano, e poi la Sicily City Pass, che è questa card
sotto forma di app che vi permetterà di viaggiare in Sicilia usufruendo di tante agevolazioni che meglio permetteranno a voi e a noi tutti di conoscere il territorio. Ci sono tanti bei messaggi che già arrivano in questo sabato e per cui permettetemi di leggere qualche buongiorno. Abbiamo il Faraone Palermo, buongiorno carissima Katiuska, sempre bella e solare, che bella maglietta. Sì, allora visto che tra l'altro il nostro amico, ciao caro amico, mi dà l'occasione, bene sì, queste sono le nostre t-shirt di Io Compro Siciliano e le troverete proprio nella sezione merchandising, è proprio una sezione a sé stante, delegata proprio allo shop chiocciola Io Compro Siciliano.com, dove troverete tutte le magliettine non solo per le signore ma anche per i signori e i bambini, quindi anche voi potrete indossare le nostre t-shirt che poi sono firmate tutte da artisti siciliani e quindi perché no, potrebbe essere anche questa una bella immagine da indossare legata alla nostra terra. Ci sono ancora messaggi, abbiamo Amalia Lopinto, buongiorno, buon sabato a tutti. Giuseppe Giorgianni, buongiorno Sicilia, buongiorno a te, dottor Giorgianni. Giuseppe Giorgianni insieme a Davide Morici e a Francesco Caravello sono i fondatori, complimenti sempre perché siamo arrivati in America e poi sapete per noi è stato anche importante essere presenti su Millionaire ha parlato di noi, Milano Finanza ha parlato di noi, ancora tanti progetti, il Milano Urban, ancora abbiamo avuto i nostri referenti in Australia, in Svezia, proprio settimana prossima nella rubrica di Giuseppe Giorgianni, nella rubrica Chiedimi pure, avremo 2 ospiti internazionali che saranno nostri referenti di Io Compro Siciliano, quindi siamo davvero felici. Ancora saluti a Chiara Seidità, buongiorno, bravissimi, Io Compro Siciliano Group, ciao cara amica. Maria Cavallaro Miele, buongiorno a te cara Maria. Giuseppe Chiaramida, buongiorno. Ancora Tondulus 28, buongiorno. E salutiamo anche Amalia, buongiorno, buon sabato a tutti e salutiamo anche a tutti gli amici che in questo momento ci stanno seguendo nei nostri video party, quindi buongiorno anche a voi cari amici. Bene, sapete al sabato abbiamo il nostro appuntamento costante, è la rubrica Chiedimi pure, al sabato a cura di Davide Morici, uno dei 3 ideatori. Io Compro Siciliano, eccolo qua, buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno Katiuska, ben ritrovata, ben ritrovati a questo appuntamento fisso, anche se ne siamo presenti sempre, solo il messaggio mattutino che lasciamo e tutte le attività che portiamo avanti. Il fare oggi equivale a Io Compro Siciliano realmente. Io, Davide, faccio come sempre tanti complimenti a voi perché si continua a camminare velocemente, noi settimanalmente, anzi giornalmente, leggiamo di tante iniziative che state portando avanti per la promozione della Sicilia. Voi parlate spesso di Io Compro Siciliano è incubatore di impresa, Io Compro Siciliano è un'opportunità, Io Compro Siciliano è un sostegno per le aziende, Io Compro Siciliano diventa veramente, quando si dice il nuovo lifestyle. Davide Morici è un grandissimo esperto di turismo, di promozione del territorio, di accoglienza, anche presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo. Io, Davide, partirei proprio da quello che è il lavoro che voi state facendo per ancora di più tessere questa trama e questo ordito di questa rete importante che Io Compro Siciliano sta percorrendo. Stamattina ho scritto che nella vita il 10% è quello che succede, il 90% è come lo affronti. Realmente, perché tutto è nato, come sappiamo, è nato in un momento in cui è successo qualcosa di brutto, di pesante, ma è diventata
opportunità perché l'uomo è la più grande risorsa che esiste in assoluto e ci siamo tramutati in rete, quella rete che si sa che è stata sempre la chiave di lettura e di forza per qualsiasi, per vincere o per superare o per sviluppare qualsiasi progetto. Noi oggi, e lo rappresentano i numeri, siamo un esempio di rete, siamo riusciti a unire la Sicilia, tutta la Sicilia, le imprese, ricordo abbiamo più di 2800 imprese che già hanno aderito al progetto, per iscritto hanno aderito al progetto Io Compro Siciliano e questo ci fa piacere perché noi siciliani, non noi tre fondatori, ma noi tutti siciliani, siamo riusciti ad andare oltre e quindi si parla anche di cambiamento culturale, si sa, l'eccellenza l'abbiamo sempre avuta, ma spesso ce la siamo tenuti stretta per andare avanti da soli. Ma oggi ancor più, sia per necessità e sia perché è funzionale, oggi la rete sta facendo la differenza, la rete di Io Compro Siciliano sta facendo la differenza e nella rete abbiamo cominciato a mettere tanti tasselli ben fermi con i vari protocolli che il primo è stato Slow Food, in assoluto Slow Food Sicilia, poi abbiamo avuto questo grande incontro con il nostro presidente della regione che ci ha supportato per la bontà del progetto, per la forza e ora arrivano anche questi protocolli, arrivano perché sono assolutamente voluti anche da noi, con i parchi che rappresentano un'identità sia naturale ma anche di eccellenze del territorio. E siccome il nostro core business, al di là che è un macro progetto, seppur è imprenditoriale, ma il nostro core business è promuovere l'artigianato made in Sicily a 360 gradi, sicuramente nei parchi, nei nostri 4 parchi che abbiamo in Sicilia, troviamo eccellenze uniche. E da là è nato il primo protocollo con il Parco delle Madonie, con cui già abbiamo inserito anche all'interno dei nostri live tante storie di tante realtà e con cui stiamo dialogando. E ora man mano, tra cui oggi abbiamo il rappresentante, il presidente del Parco dell'Etna, che per noi è, poi l'Etna si sa, la Sicilia è tutta favolosa, ma l'Etna è tutto ciò che io dico, tutto quello che cresce alle falde dell'Etna, attorno all'Etna è eccellenza, qualsiasi cosa. Quindi devo dire che è veramente un onore averlo. È una cosa che mi piace anche sottolineare è proprio questo lato imprenditoriale, perché noi vogliamo far sì che le imprese piccole, i piccoli artigiani, perché tutto è partito da là, dal dar forza ai piccoli artigiani, alle piccole realtà, supportandole e in visibilità, ma anche sotto forma di strumenti, perché abbiamo tante piccole eccellenze che non sono strutturate, hanno il prodotto ottimo, hanno la manualità unica che è quella nostra siciliana, Made in Sicily, che è quella identità, qualità e provenienza che noi promuoviamo, ma non riescono ad avere i giusti supporti o non hanno mai affrontato determinati scenari perché non sono stati mai pronti e se li hanno affrontati magari hanno pagato anche prezzi cari, prezzi alti, perché se non sei pronto e vai in uno scenario e dentro uno scenario dove tu non sei per niente pronto, paghi dei prezzi alti anche ai fini di costi. Quindi proprio per questo noi abbiamo messo in piedi una squadra che dia i giusti supporti a 360 gradi, che vadano da quello che può essere un supporto ai fini amministrativi, ma anche un supporto ai fini proprio di strategia di impresa, strategia di azienda, e che metteremo a disposizione, nel caso dei parchi, di tutte le aziende che man mano andremo a conoscere. Noi oggi con queste attività che abbiamo iniziato a fare da quando è nato Io Compro Siciliano, ma tutte le attività che vadano dai nostri live proprio all'attività diretta che abbiamo giornalmente con le imprese, che sentiamo in maniera costante, le imprese siciliane, noi abbiamo un po' il polso di quello che sono le esigenze del territorio, perché Io Compro Siciliano ha tanta territorialità, cioè noi siamo proprio a contatto diretto con le imprese, non c'è un passaggio nel mezzo, c'è un contatto diretto, questo fa sì che li ascoltiamo e diciamo che i bisogni li tramutiamo poi in opportunità, quindi dando i giusti supporti. Quindi felicissimi di portare avanti questi protocolli di intenti con i parchi per creare strategie insieme proprio ai parchi e portare avanti quelle che sono le eccellenze, nel rispetto di qualità, identità, provenienza, quella qualità, identità e provenienza che è anche parte del territorio, cioè
Noi vogliamo mantenere quelle che sono le caratteristiche naturali, vogliamo rispettare perché poi quella diventa un'identità forte dei parchi. Bene, noi siamo orgogliosi e felici di avere ospite Davide Morici in questa nostra giornata, in questo nostro appuntamento, il neo presidente dell'ente Parco dell'Etna, il dottor Carlo Caputo, che farei entrare con noi in diretta. Buongiorno, dottor Caputo, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, è un piacere per me esserci. Dottor Caputo, noi siamo veramente tanto felici, abbiamo avuto ospiti con noi anche i suoi colleghi, i presidenti degli altri tre parchi siciliani. Abbiamo parlato, così come adesso stava facendo il dottor Morici, abbiamo parlato di rete, di quanto importante possa essere per il territorio immaginare di un percorso sinergico fra enti, associazioni, imprenditori, piccoli artigiani che possano promuovere a 360 gradi il territorio siciliano. Sì, noi abbiamo provato fin da subito i presidenti dei parchi intanto a fare rete tra di noi, perché spesso forse per il nostro stato di isolani siamo portati a essere individualisti, ma fare rete è importante, state provando a farlo bene voi e ci stiamo provando anche noi dal punto di vista istituzionale all'inizio, per promuovere delle politiche comuni, anche perché una cosa è presentare un parco, anche se il parco dell'Etna è ben blasonato, ma una cosa è parlare di sistema dei parchi e del sistema Sicilia e quindi presentare la Sicilia. Quindi noi stiamo provando a fare questo, mettendo insieme una serie di iniziative che affrontano e provano a risolvere alcune criticità, ma poi realizzano dei veri e propri progetti. Speriamo di fare bene e di riuscirci. Dottor Caputo, voi lo diceva proprio adesso, state lavorando, abbiamo avuto modo anche di leggere tanti articoli, di vedervi in tanti articoli. Stiamo vedendo proprio che c'è questo lavoro fra voi presidenti per un programma molto fitto e molto intenso, legato proprio alla promozione. Vuole condividerci magari qualche idea fra questi progetti che avete pensato? Sicuramente c'è un'idea che è legata alla promozione di tutti e quattro i parchi, che è legata a una infrastruttura stradale esistente, che è la statale 120. C'è una infrastruttura stradale, la 120, che collega in pratica tutti e quattro i parchi, l'Alcantara, i Nebrodi, Madonie e dell'Etna. Da quella infrastruttura stradale, sull'esempio del famoso della Route 66 americana, che presenta e collega territori vasti e importanti, da quell'arteria stradale vogliamo partire per costruirci degli itinerari turistici che avranno la possibilità oltretutto di essere destagionalizzati, perché ovviamente abbiamo la possibilità di presentare almeno 4 itinerari, perché 4 sono le stagioni, uno invernale, uno estivo, uno autunnale, uno primaverile, e quindi 4 itinerari diversi. Cosa si troverà negli itinerari? Ovviamente si troveranno i prodotti e quindi i sapori di quei luoghi e tutti gli esercizi che sono collegati ai parchi. Questa è una prima idea che abbiamo lanciato proprio perché ci siamo accorti, in merito soprattutto del presidente delle Madonie, Angelo Merlino, ci siamo accorti che abbiamo una strada in comune e quindi perché non provare a utilizzarla e provare a promuovere questa strada e quindi promuovere i 4 parchi tutti insieme. Davide Morici, stava dicendo adesso il dottor Caputo, percorriamo insieme questa strada.
effettivamente un po' quello che è il programma dei 4 presidenti, quello che è un po' il programma, quello che voi state realizzando, quello che noi stiamo realizzando con Io Compro Siciliano. Beh, ci sono veramente tanti punti in comune ed è importante, forse è un po' come se voi questo l'avete detto qualche volta anche durante qualche intervista, Davide, è come se poi tutto si fosse annullato, è come se i grandi, no, ripartono poi dallo stesso livello dei piccoli, è come se ci fosse veramente una nuova rinascita, no? È come se poi tutto si fosse un po' livellato col periodo che abbiamo vissuto, giusto? I grandi si sono adeguati ai Assolutamente. piccoli. Sì, sì, assolutamente è successo, seppure il prezzo è stato alto, ma là rientriamo nell'opportunità. Cioè, noi questo periodo dobbiamo farlo diventare opportunità, opportunità di qualificazione, di qualificarci noi stessi. Abbiamo detto più volte, io sono in primis un gestore di una struttura ricettiva, seguo molto questo mondo delle strutture ricettive ho tanto lavorato e abbiamo tanto lavorato su quello che è la qualità dell'accoglienza. La qualità dell'accoglienza è una qualità anche della giusta proposta, è la qualità di quello che offriamo. Offriamo quando presentiamo un itinerario. Questa idea di unire i parchi è un'idea vincente, di una strada e attraverso quello che ci offre, chiamiamo la natura, quello che abbiamo, lo mettiamo a sistema, unendo tutto, unendo l'artigianato. Quanto vale andare dentro una bottega artigiana e ascoltare i consigli che ti può dare l'artigiano e la storia? Diventa a volte, e lo dico anche tra virgolette perché ci sono guide turistiche talmente standardizzate che a volte determinati particolari non te li riescono a trasferire, cosa che invece riesce a fare il piccolo artigiano. E in realtà come i parchi, di piccoli, ma io piccolo, piccolo dico come grande, quel piccolo che oggi diventa grande, che ancor più cioè superando il problema del coronavirus totalmente, prende il piccolo una valenza grande, significa proprio sinonimo di qualità. Quindi unire una proposta che possa essere la ricettività abbinata all'esperienza dentro le botteghe, alla degustazione, è coordinata e promossa fuori, perché noi dobbiamo promuovere la nostra terra fuori, con una proposta che sia coordinata e non tante singolarità, la piccola eccellenza, no, dobbiamo riuscire, amministrazioni e anche realtà imprenditoriali, a creare un'unica proposta. Sicuramente l'intento di Io Compro Siciliano nel fare sinergia con i parchi è proprio questa. Ci sono 2 messaggi che vorrei leggere e poi continuiamo a viaggiare in questa giornata, in questo sabato 18 luglio. Allora, c'è un messaggio di Pasquale Palazzolo che dice: un buongiorno, oggi e anche tutti i giorni al gruppo di Io Compro Siciliano ce la faremo. Salute a tutti. Ancora Sebastiano Musarra saluta, buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, dottor Caputo e dottor Morici, a questo punto vi dico, aspettiamo di ufficializzare questo passaggio, che è questo passaggio ufficiale legato poi a questi intendimenti comuni di portare avanti ancora con grandi iniziative, con grande entusiasmo, con grande forza, uniti insieme, perché poi è vero e lo stiamo vedendo, insieme i risultati arrivano più forti, insieme i risultati arrivano prima, arrivano tra l'altro con tante idee, con tante sfaccettature, con tanti colori che sono ancora più belli per presentare la nostra Sicilia. C'è questo messaggio di Chiara Seidita che dice: bellissima iniziativa che uniscono i 4 parchi. Io compro siciliano contenitore che può promuovere la Sicilia nel mondo. Dottor Caputo, c'è ancora un messaggio, vediamo un attimino, del Faraone Palermo. Buongiorno Davide, non solo che parli ma hai già fatto tante belle realtà e ne stai facendo delle altre. Sei un efficiente ideatore
convincentissimo, carismatico, insieme a Francesco Caravello, Giuseppe Giorgiani e Katiuska, che è la voce di questo nostro bellissimo progetto di Io Compro Siciliano. Grazie caro amico, grazie davvero per le parole che ci appassionato, Grazie, grazie davvero, un caro amico, segue tra l'altro i nostri live con tanto affetto. Dottor Caputo, noi siamo pronti a viaggiare in Sicilia, così come diceva Davide, effettivamente l'ente Parco dell'Etna è un territorio molto bello, molto importante da visitare. Noi diciamo sempre ai siciliani, partiamo da noi, cominciamo a conoscere bene i nostri posti e i nostri luoghi che raccontano la nostra arte, la nostra cultura, il nostro territorio, i nostri prodotti, quindi partiamo da noi. Cosa dice, dottor Caputo? Dico, ricollegandomi un po' a quello che diceva il dottore Murici, che il coronavirus, la pandemia ci ha dato un'occasione. Questi momenti di crisi esaltano le nostre criticità e quindi ci danno poi la possibilità di riflettere e cambiare strada un po', provare a fare qualcosa di diverso, perché ci accorgiamo quando siamo deboli. La Sicilia è piena di piccole aziende, sia che producono dei beni sia che producono i servizi di qualità. Abbiamo molti prodotti di nicchia che magari non riusciamo a mettere sul mercato come si deve, non riusciamo a venderli come si deve. Prima parlavate degli Stati Uniti, io sono stato negli Stati Uniti, quando in un prodotto vedono scritto Made in Sicily impazziscono, cioè un prodotto che viene realizzato dalle nostre parti ha un valore economico importante, è un'azione di marketing che purtroppo alcune aziende non riescono a fare perché sono troppo piccole, ma cioè il valore è tutto lì nel Made in Sicily. Noi magari non ce ne rendiamo conto, non capiamo quanto sia importante, gli americani lo capiscono e vengono ad investire spesso. E quindi il discorso di fare rete appartiene alle istituzioni, ma appartiene anche alle imprese, appartiene a tutti. Se noi vogliamo venderci bene, dobbiamo stare insieme, perché nel mondo fanno così. Chi si vende bene sta insieme. E quindi anche noi dobbiamo provare a farlo. C'è questo messaggio, dottor Caputo, di Sebastiano Musarra, dice: l'integrazione tra agricoltura, artigianato, arte, cultura e turismo è l'unica via da seguire per valorizzare la nostra isola. Ed effettivamente quello che stavamo dicendo, Stefania Caccamo, Etna equivale alla nostra vulcanica identità. Uniti si vince, bravi tutti. Grazie Stefania. Ancora Giovanni Di Salvo, dottor Caputo, sei un grande, quindi c'è un suo estimatore. Bene, cari signori, voi sapete il nostro viaggio in questo sabato 18 di luglio continua perché adesso salutiamo il nostro graditissimo ospite per spostarci a New York, dove parleremo di musica tradizionale, dove parleremo di arte con una cantante, un'artista di origine siciliana che vive a New York. Però permettetemi, dottor Caputo, questo glielo assicuro, l'hanno fatto proprio tutti e anche i suoi colleghi presidenti degli altri tre parchi, perché altrimenti non possiamo interrompere la comunicazione e il collegamento. Dovrebbe per favore avvicinarsi un pochettino alla camera, venga un po' più avanti. Ok, adesso a questo punto dovrebbe... Si vedono i puntini neri. No, non si vede. Adesso dovrebbe ripetere con me. Io compro siciliano. Ci piace! Anche lei è un uomo che ci piace. Grazie al dottor Caputo, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. Sono un autonomista convinto, quindi a prescindere anche politicamente. Grazie per essere stati con noi. Grazie al presidente Ente Parco dell'Etna. Grazie dottor Caputo, grazie davvero. Davide,
Buongiorno, grazie. Davide, veramente un grande sabato, un sabato speciale, parliamo di territorio, viaggiamo e cari signori, sapete quando io inizio la puntata dicendo ed è buongiorno, perché per lei è davvero buongiorno, lì è prestissimo, cioè sono circa le 6:30 del mattino, penso. Signori, abbiamo direttamente da New York la nostra specialissima ospite di oggi che è Miss Laura Campisi. Buongiorno Laura, buongiornissimo. Come va ragazzi? Va Buongiorno bene Laura. Laura, ma lì è proprio prestissimo, no? Che ore sono lì? Ben detto, devo precisare. Si sente, vediamo un attimino, si sente un po' così. Senti Laura, allora innanzitutto grazie per essere con noi. Oggi vogliamo essere lì a New York perché ancora una volta parliamo di siciliani. Laura Campisi è un'artista, è una cantante siciliana, lei vive a New York da tanti anni, è una cantante jazz, è andata a New York per perfezionare i suoi studi e lì poi è rimasta. Ma nel suo racconto in musica rimane sempre forte all'interno del suo cuore quella che poi è naturalmente la nostra storia, la nostra musica. Tra l'altro i suoi genitori sono anche degli artisti perché sono stati anche loro per tanto tempo cantori della musica siciliana, tradizionale in Sicilia. E a questo punto io mi fermo, Laura, e siamo pronti ad ascoltare la tua storia. Ragazzi, intanto fammi sapere se mi sentite bene. Riuscite a sentirmi? Sì, perfetto. Un po' metallico, però se tu parli lentamente, noi penso che ti riusciamo a sentire bene. Ok, sì, come ti dicevo anche quando abbiamo fatto la nostra chiacchierata, facendo jazz professionalmente da moltissimi anni, avevo desiderio di vivere a New York, ma non volevo essere da turista. Allora ho aspettato in modo che l'universo mi presentasse la possibilità di venire a cantare. E questo successo all'interno del 2010 e da lì mi sono subito innamorata della città e ho deciso di trasferirmi. Il tempo, diciamo, di fare le pratiche per il mio primo visto artistico e sono trasferita nel 2011. Per me è una delle cose più importanti, oltre naturalmente all'evoluzione della mia artisticità come cantante jazz, che chiaramente New York, la patria mondiale del jazz, ho potuto fare, è proprio quello di portare l'esperienza italiana, ma soprattutto l'esperienza musicale siciliana qui negli Stati Uniti, ed è molto prima, da quando ero in Sicilia, che mi piace iniziare il jazz con la tradizione siciliana. D'altra parte anche il jazz nasce come un genere abbastanza pancia, diciamo, no? E quindi in questo senso sono due che fatti in una certa maniera si rinforzano a vicenda. Per me è particolarmente importante la tradizione siciliana, non solo io mi sento veramente siciliana al 100% e lo noto veramente cose, anche il fatto che quando vedo l'acqua devo i piedi a mano, che mi manca tantissimo il mare. C'è un legame fortissimo con la mia famiglia e veramente hanno cresciuto e stata nel mio desiderio di fare musica. Mi hanno aiutata con la mia, le cose più tipiche per me è sempre stata della cantata dopo pranzo, dopo cena, nelle feste, specialmente l'estate, con la chitarra, i controcanti, sia per quanto riguarda le canzoni siciliane che per quanto riguarda
tradizione dei cantautori italiani. E quindi sapere che i genitori, quando erano ragazzi e fidanzatini, andavano in giro per la Sicilia raccogliendo. Laura, senti, io Laura, ti interrompo un attimo perché vediamo un attimino se casomai riusciamo a staccare e riprendere nuovamente la connessione per vedere se riusciamo a togliere questo metallico dalla conversazione. Vediamo un poco se ci riusciamo, se dalla regia mi seguono. Vediamo un attimino se riusciamo a togliere e ripristinare il collegamento con Laura per vedere se miglioriamo la parte audio, perché sapete in questa giornata siamo in collegamento con New York dove c'è appunto Laura Campisi. Laura è, così come ci stava adesso raccontando, è siciliana, le sue origini sono qui, da qualche anno vive a New York e però porta con sé forte quello che è. Ecco, qui rivedo nuovamente Laura, quello che è il segno della nostra sicilianità. Laura, proviamo a sentirti adesso, vediamo se l'audio è migliorato. Vediamo, ragazzi, meglio? Forse siamo un po', forse abbiamo un po' migliorato. Senti Laura, io volevo parlare, tu hai in lavorazione un tuo lavoro discografico, giusto? Che poi è il Sicily Revisited, giusto? La Sicilia, parlando di Sicilia, sono nato nel 2014 con due fantastici musicisti, entrambi siciliani, palermitani, loro sono dell'altra zona, Sicilia, Catania, Cicli, appena 20 anni, è molto fidone basso. Ha registrato qualche anno fa in Sicilia. Capita, insomma, il fare le retrofite durante da fare di brutta esperienza del Covid il meglio che possiamo, no? Una delle cose che sono imposte di fare è proprio quello di fare questo tempo per prendere il progetto che spero riuscire a. Senti Laura, perdonami un attimo, vediamo un attimino se prova a togliere il video e vediamo se lasciando solamente l'audio magari si sente meglio. Vediamo, proviamo un attimino a vedere se riusciamo a migliorare l'audio, perché visto che tu avevamo anche pensato ad un regalo che era un momento artistico, vogliamo vedere, prova un attimino a parlare Laura. No, non migliora, niente. Prego la regia a questo punto di riprendere nuovamente l'immagine. Allora, Laura, io devo avuto un problema con nessuna altra piattaforma. Arriva purtroppo l'audio, arriva molto 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 disturbato Laura, per cui io direi casomai per quello che riguarda la parte artistica, perché Laura in questa giornata avevamo pensato ad un bellissimo omaggio, perché voleva dedicare un brano a tutto il popolo di Io Compro Siciliano, tra l'altro un brano molto bello che è il Cutiludissi. Però Laura, sai cosa facciamo a questo punto? Noi mettiamo un nodino e ci piacerebbe immaginare di riaverti ospite e a questo punto con un collegamento migliore e più fedele riuscire a sentire la tua straordinaria voce, perché ci piacerebbe. Se vuoi, quello che posso fare, posso provare la connessione è molto ballerina, però magari almeno a fare la canzone. Purtroppo veramente si sente molto male. Io vorrei far entrare nuovamente Davide Morici in collegamento. Vediamo un attimino se facciamo rientrare Davide. Purtroppo, ripeto,
Davide, abbiamo purtroppo veramente dei problemi legati all'audio, quindi io a questo punto farei, diciamo a Laura di svegliarsi un altro giorno presto, chissà cosa dirà, per poter partecipare ad un altro dei nostri live, perché purtroppo anche immaginare di ascoltare il brano così con questo disturbo non renderebbe e non darebbe veramente spazio a quello che è il peso artistico di Laura, quindi questo secondo me dobbiamo immaginarlo. Meglio da qui, ragazzi? Sì, va assolutamente meglio. Va assolutamente meglio. Va assolutamente meglio. Ok, allora vi lascio. Allora esco di nuovo e vi lascio in questo momento artistico. Laura, a questo punto io, perché siamo veramente alle ultime battute, io a questo punto immagino di trovarmi qui, siamo signori seduti in questo teatro immaginario per ascoltare un artista siciliano, vive a New York. Lei vuole dedicare a tutto il popolo di Io Compro Siciliano un brano, questo brano è I Putti Ludisti. Laura Campisi. La 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 Moru, moru, moru.
moro, Saturume goni, l'amore mio tutto, ai 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 ai, moro moro moro, Saturume goni, l'amore mio tutto. Da New York, Laura Campisi, grazie Laura, grazie per questo bellissimo omaggio, complimenti, sei bravissima e per noi è un grande orgoglio sapere che in America e nel mondo ci sono grandi artisti come te. Chiara Seidita, Cuti Ludissi, bellissimo brano della Balistreri, complimenti e viva tutti i siciliani in America. Sebastiano Musarra, bravissima Laura, io... devo proprio chiudere, farei entrare Davide Morici, Franco Safina, complimenti, complimenti a... Laura, ci senti? Sì, sì, vi sento. C'è un problema a Katiuska, allora, non sentiamo Katiuska. E va bene, in caso la chiudiamo noi, se non tanto ormai... Che mattinata, ormai ragazzi! no, il format che Katiuska usa per chiudere è diventato è diventato ormai uno standard, quindi diciamo che lo conosciamo bene. Quindi faccio io la chiusura. Prendo questo grande compito, questo testimone da Katiuska e faccio io la chiusura. Intanto ti ringrazio Laura, forse si sta ricollegando. Ti ringrazio, vediamo. Ci sei? Eccomi! Katiuska, stavo facendo io la chiusura. No, assolutamente non puoi fare tu la chiusura, assolutamente, perché questo mi spetta, scusate, anche io, vedi, anche io in Italia, anche io ho avuto problemi di connessione, però siamo felici, l'arte unisce i popoli, l'arte unisce l'amore, la passione e ancora di più, sapete, unisce noi siciliani che siamo oggi ancora più consapevoli verso questo grande messaggio che ci porta uniti ovunque. Noi ringraziamo tutti gli amici, molti complimenti sono arrivati a Laura per questo bellissimo omaggio artistico che ha voluto dedicare al popolo di Io Compro Siciliano. Vi ricordo che il sabato è ricco di appuntamenti, alle 14:30 Alessia Smile Food con Io Compro Siciliano Chef, alle 18 Francesco Caravello con Aperitivo Social e continuiamo a vivere grandi emozioni con Io Compro Siciliano, grazie ad ognuno di voi. Bene carissima Laura, bene Davide Morici, uno dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano, oggi con la rubrica Chiedimi pure, grande momento di emozioni oggi con Laura. Ringraziamo anche il dottor Caputo, presidente dell'ente Parco dell'Etna, che è stato oggi nostro ospite. Portiamo avanti la nostra identità, la nostra qualità e la nostra provenienza. Laura, potresti per favore avvicinati alla camera, avvicinati ancora di più. Ok, adesso dovresti ripetere con me, il dottor Morici. Io compro siciliano. Ci piace? Grazie per essere stata con noi. Grazie a Laura Campisi, grazie a Davide Morici. Come si dice in America, un battesimo col fuoco. Noi continuiamo a viaggiare in Sicilia, noi continuiamo a parlare di Io Compro Siciliano. Arrivederci a lunedì. Ciao, buon weekend. Ciao.